E con il nostro tandem, modello quasi della Grande Guerra, eccoci in cima al Grappa. Il Monte Grappa ha un'altezza variabile tra i 1915 e i 1918. Sei posto qua? Sì, siamo qua. Ok. Vedi qua, Sempre torni qua, niente femmine, come va? Anche questo arriva, sì. Non ho più fiato! Se come bersi un bicchiere di acqua. Non ho più fiato! Poi sono via qua. Sai come può essere? No, anche via, vai. C'è problemi? Ciao, ho capito che qua stiamo capitando sulla toia di sfigare i remi, mai vedremo via. Mettiamo qua. Ascoltami un attimo, guardate idea. Ma in canna. Vara che razza e fisico che ha questa qua? Che bicicletta è tu la tua bicicletta? Fuffa batteria, monta qua. Monta in canna, monta qua avanti. Pronti? Che ben che vago! Ale, vai! Ale! Inizia la discesa. Speriamo che i freni siano ancora buoni. Pedroba è un comune che si trova tra il Grappa e il Piave, credo un territorio molto importante per tutta la nostra pedemontana. Per quanto riguarda un discorso anche culinario, ci troviamo, come vediamo oggi, col borlotto nano di Levada e caratteristico i marroni del Monfenara. Sul Montello, come ovunque in Veneto, vini speciali e gentile accoglienza. Grappa, Piave e Montello sono luoghi carichi di memorie umane. Penso al Grappa, un monte ancora semiselvaggio a cui sono legate attività di malga ancora oggi presenti, piuttosto che il Montello che per secoli è stato un bosco veneziano protetto dalla Serenissima perché con i suoi legnami venivano serviti l'arsenale di Venezia e anche i cantieri della città. Nel nostro caso la caratteristica del territorio è quella di offrire molteplici possibilità di visita anche personalizzabili. Ecco perché oggi forse per il turista più evoluto è soprattutto internet a offrire diverse chiavi di interpretazione utili per avvicinare il Montello e il Grappa. Ci troviamo oggi in questa giornata di vendemmia, stiamo raccogliendo qua su un vigneto dei soci, di un socio, la prima vendemmia dell'uva Verdiso, che è una delle uve che compongono il prosecco di OCG superiore Asolo e Montello. Anche qua sul Montello abbiamo tantissime valenze, non ultimo proprio a 1 chilometro da qua c'è il Sacello, il punto dove è morto Francesco Baracca, Francesco Baracca, molti sapranno che aveva come stemma il cavallino rampante che poi da lui è stato passato alla Ferrari. Allora questo è un piccolo collegamento anche con la storia di una eccellenza italiana. Poi andando più indietro negli anni c'è qua l'abbazia di Nervesa, era un'abbazia dei monaci benedettini e intorno al 1400 è stato qua Monsignor della Casa, un abate benedettino che ha proprio scritto qua il Galateo. Adesso il territorio ha 1500 ettari, di cui 1000 sono di prosecco di OCG, Asolo prosecco superiore di OCG, altri 250 sono di Montello, Montello non diciamo più Montello rosso, Montello deve diventare un sinonimo che indica autonomamente un vino rosso, e poi altri 250 ettolitri di altri di OCG tipici dell'area, provenienti da vitigni internazionali. Ci troviamo sulla bucca 4, che è la bucca più tecnica, parte
lontana circa 300 metri, e qua c'è l'arrivo in salita, è la buca da dove poi si vede tutto il nostro campo. Da questa posizione si vede tutto quello che è il Montello, si vedono le montagne che sono di fronte, che sono Pianezze, Cornuda, un po' più in basso si vede anche il Grappa, e quindi il nostro campo ha anche questo aspetto qui turistico come visibilità. Ultima tappa alla corte di Leonora Duse. Questo è un punto fondamentale di Asolo e della storia anche proprio di Asolo, perché dietro le mie spalle, come potete notare, troverete un castello, il castello di Caterina Cornaro, all'interno del quale vi è un teatro, attualmente vi è un teatro dedicato alla Divina Eleonora Duse. Abbiamo anche Giosuè Carducci che ha coniato proprio la denominazione Asolo, cioè la città dei 100 orizzonti, ed essere sindaco della città dei 100 orizzonti non è facile, è prima di tutto un onore enorme essere sindaco di questa meravigliosa cittadina, ma porta con sé anche un grande onere, perché non è semplice portare avanti e portare in alto una cittadina che ha tutti questi secoli di storia alle spalle e che secoli di storia e di cultura. Quest'anno abbiamo avuto, proprio per questo legame storico che ci unisce alla Russia, anche una collaborazione con il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Esteri russo, attraverso la Fondazione per le Iniziative Socioculturali presieduta dalla moglie del presidente russo, che ha portato qui una rassegna speciale di cinema e anche un gruppo folto di registi e produttori. Per il futuro ci si aspetta che Asolo continui a portare avanti il nome per la quale è sempre stata evocata, quindi la culla proprio della cultura della Marca Trevigiana, la perla della Marca Trevigiana e la cultura in generale della nostra regione, e si spera che cresca sempre di più il nome di Asolo anche all'estero. Ecco, questi sono due tipi di mele. Questa è la rosa di Monfumo, come la vedete, è una bella consistenza, è una mela che si presta più alla mangiarla cruda. Invece abbiamo questa qui che è la Sansa, che è idonea per fare il purè. Ci sono mele che durano anche 6-7 mesi senza fare nessun trattamento. E abbiamo appunto adoperato queste tipologie di mele per fare questi piatti, le braccioline di cinghialino con il bouquet di verdure e il purè di mela, queste tagliatelle invece che non sono con le mele ma sono sempre della Pedemontana del Grappa, con la fonduta di formaggio Morlac e bastardo, e i porcini della Pedemontana. Io parto con la cottura delle tagliatelle, sono queste qua, vedete? Sono tagliate a mano, sono leggermente spesse perché devono avere un po' di consistenza al palato quando andiamo a mangiare con il condimento che è abbastanza ricco dei funghi e della fonduta di formaggio. Per la ricetta per 4 persone ci vogliono circa 200 grammi di funghi porcini, per lo più teste anche, che sono molto spugnose e gustose, un 300 grammi di tagliatelle appunto impastate con le erbe aromatiche, un 200 grammi di fonduta di formaggio Morlac con l'aggiunta di un 100 grammi di panna. Andiamo a scolare. Ecco, per omogeneizzare tutto quanto il grasso che è un po' in eccesso, ci mettiamo un goccino d'acqua della cottura della pasta, il formaggio di malga, ci aggiungiamo
la pasta. Ecco, decoriamo appunto con una cialda di formaggio sempre di malga aromatizzata con un po' di buccia di pomodoro secco. Insomma, che abbiamo capito che da qualsiasi parte che te vaghi, in ogni canton, che c'è qualcosa di buono e di bello, perché questo è il Veneto, tra terra e cielo!